so tristo con so pende. Sì, che in tutta questa puntata è più che si piace in meta, si salutai con suo canto in re, poi taici, si zerria da questa trasmissione, in re, storia de canto e de cantatori a chi terra e in questa 10 puntata, poi oggi si usa a sade 11 e tornavo a cominciare a aici. Mi pare da pensare che su canto in re commenti che fessi sa dire che oppresce, di ogni volta sa dire che noi comincia da aici con su canto in re. Su canto in re o per questa trasmissione, o per su canto sa gara, e tutto del su canto. E noi ho cercato di entrare a intro su canto, a intro a gara, si contai d'ogni gira con mente formata questa tradizione, e dunque ogni volta si contava su uno canto su di questa gara. E oggi è tutto, questa puntata di 11, ne manca di una scetti, poi serrai proprio tutto su conto che si volevo fare, e questa gira è tutto venuto in rausa, sa cattai uno scanto amico, santi salutavo con su canto, due voci, questa di Gian Daniele Calbiri, che dorro grazie, se poi si dorrao, e già è state 3, mi pare, o 4 puntate che ha fatto Gian Daniele, e tornavo a questa seconda volta Pino Masala, ma Pino ho condotto d'ogni gira, poi in questa trasmissione c'è una cosa di importo umano, ma manno meda, e questa scheda che si aiuta a comprendere chi entra sempre in maniera funguda a interesse su canto, si fai conoscere sa struttura musicale, sa poetica, sa voce, come si può impari, e tutto questo traballo tu fai da seguire su professore Marco Luzzo, con s'aggiudo di Paolo Bravi, di Daniele Pisu, con sul montaggio di Massimo Pinna, sa voce che ha tradotto su testo di Marco Luzzo e Daniele Giallara, c'è Marco Manca che ci ha traballato, Torre Carboni che ha suonato la chitarra. Meda c'è una bella trumma, impari che si dona da questa opportunità e conosci meglio su il canto. Dunque Pino Masala e poi sa chitarra Lorenzo Mele, 2 volte su 3 su pure torrao. Noi ho cercato di coinvolgere, di cercare di convidare in questo attovio che conta da questo mondo, questa ricchezza manna del suo canto sardo, tutto sul mondo dei cantatori, sì, giovani, questo che tiene una carriera manna, già formare, fonti già impegno, i femmine, si cantatori, tutto su questo che hanno detto pregeri, dipende noi siamo convitati, altri non antipozio, poi teniamo altri impegni, altri non antipoffio, ma noi si piace si contare proprio tutta questa storia del suo canto. E tu fadevo sempre con esperti, studiosi, musicisti, suonatori, e oggi è tornato
Tore Carboni, ti do grazie, Grazie a voi, fai sì. parte di questa squadra, questa trasmissione ti ho fatta tutto su un pari, sapu arremonavo prima che nassi io, sa parte di scheda tecnica, ma anche traballavo, isso se tutto, a formare, a costruire, a porre in pari, a bocai a pillo, tutte queste cose sapu questa trasmissione. E con isso succede Tore Carboni, Nino manca, torrà un Nino. Siamo ancora in oche, un piacere. Poi non te ne usa Daniele, ma qualcuno luogo e sti in noi, e c'è pure su professori Marco Luzzi, Torra Sagattà, insomma, e noi in studio e mi vai piacere. E dunque, da pago a pago, in Sadde 11 si è arrivato a un atto di scanto classico. Uno canto su Va diesis. E cominciamo subito a comprendere, poi mi pare che a Fa diesis è uno dei canti che impari a sa corsicana, poi si vuole arrivare dopo. E dopo devo proprio, Tore, cominciamo con tu, dopo devo proprio classificare come un canto nuovo su Fa diesis. Sì, si lo merita. Se lo merita che è l'ultimo arrivato cronologicamente su 62. E poi lo mettiamo pure canto noi. Sul primo tempo tra cantatori e tutto, gli tocca fare che canto noi. Fisso Fa diesis. Poi si è alleato su nome di accordo che comincia, che gli dà la sua tonalità e mantiene questa tonalità sempre solo fino alla serrata che torna dal re. Però è un canto che si muove in una linea melodica completa. Si scala normale, cosa che non si scala unica, noi si scala che tutto intendiamo in conca, che abbiamo memorizzata dai minores, senza eccezione, senza andare a toccare notas a altre si scala, come te carchi orta capita, e manco grammatismo, manco spostamento del mesodono, che sia fuori da si scala minima, di 7 notas. Però questo non vuol dire che sia un canto povero, anzi, è un canto qualcuno la simizza alla si bemolle, qualcuno ha bogato a borta un'interpretazione come ti che serve una specie di si bemolle semplificato. E il vero vince a un certo punto, in senso che la simizza da questo vagabondare in questa notas. Però rispetto a si bemolle dene una, come te posso narrare, è più amichevole, qui è tutto sul movimento che si fa in si scala, a piegare, a falare. È un movimento più coerente, organico, si muove senza salti troppo mannoso. Invece se abbiamo le carchiorta, questa fregatura che su passato da una notte a l'altra che va che su cantatori, in certa forma soprattutto, è più ampio e quindi più difficile da gestire, perché la musicalità è innata del suo cantatore. Si agatta più facilmente a si muovere in una scala da un grado a sattero. Sì. Prima, per esempio, quando hanno fatto su Re, questo amico nostro, ha fatto una bellissima cosa, con paga al bogue, hanno fatto una cosa bella meta, poi si sono distribuiti quasi inconsciamente al boguese, però vi pago tanto da cantare. Sono resessi Gian Daniele e Pino a toccare tutto sul grado che usa si scala del su re. Tutto, non ha lasciato uno che non fi toccato. Tutto, dal suo primo al suo settimo. E Lorenzo pure è stato bravo meta a non far dire mancuno. Quindi sai che Terrapuro lo ha fatto intendere tutto perfettamente, con fioritura già originale pure, quindi ha fatto una bella cosa. Tornando a Fa diesis, quindi è questa caratteristica, però in salboghesi che si fa che in Fa diesis, a borta questa semplicità apparente che viene qui te tocca da gradatamente dotta sul grado di si scala, al nota, bene compensata dal fatto che comunque non se la fanno intendere, appunto, si va tanta versione, in sul senso che sul modo di fare ascendenza e soprattutto discendenza in si scala è variabile da sa prima, sa seconda, fino alla terza oche. Poi la musica intendere, quindi è solo apparentemente semplice come te canto. Nino, tu che
se si di avere su una memoria storica, esistono già un montone di cose, si ricordo a registrazioni, si gara, tu e tutto, sei divulgatori a radio, di questa moda su canto, ma visto che avvia da un canto nuovo, chi ne poteva che avvianta principali interpreti in sando su questo canto, Merella, Cupeddu, Sai, chi è? Ma pocosa si intesa da tantos anni, si narra che questo canto l'ha inventato, questo modo di cantare, una persona del Tattare che va a finza a cacchi garetta, vedo un cantatore del Tattare, Valentino Usai, e di che vestito questo tipo di canto, e l'ha fatto ascoltare a suo grande chitarrista Adolfo Merella. Adolfo Merella, con sa abilità che ha adesso, l'ha elaborato bene e l'ha fatto intendere a Cupeddu e Bulsi. Cupeddu e Bulsi con Merella, mi pare che Pippia, una cosa pensata singolare, che questa registrazione è fatta Merella, chitarra d'arpeggio con Peppino Pippia che vide sa prima anno che vi sonendo, forse il primo anno, e l'ha registrata a Cupeddu, quindi gente mena Ichidi, che è un'invenzione di Merella e l'ha cantata a Cupeddu, però quando si abita su disco fatto, no, questa l'ha inventata Deo, poi in so particolare come se a bere, se ha successo, questo lo potete dire magari qualcuno di questo pezzo del Tattari, Deo sono una cosa che sa memoria ha tramandato dai appassionato Sergai. Tore, su 60 e 70, 10 anni e più, c'è stato proprio questo cambiamento, si punti a modernare un paio di cose, punti cambiate, mancare pure le tecniche di suonare la chitarra, a podiche con l'arpeggio, con il plettro e tutto canto. Tutte queste cose hanno cominciato a cambiare sul mondo, sulla struttura della proposta, della gara de canto sardo de Insandus. Sì, e non pago. Su canto in questo periodo noi siamo abituati a non giù ad arreionare, no? È un schematismo mentale, anno 50, 60, 70, 80, eccetera. Su canto si ne frega adesso il calendario nostro, non è che si è gasi. Però hai giù ad arreionare. Effettivamente, passato sul primo battero Kimbe lustro a Pustil della guerra, su canto è vistato tutto estetica, su contesto sociale del su canto a chitarra, ha cominciato a subire pressiones di ambiente, pressiones musicali. Poi noi siamo cominciati a tenere suggerimento musicale, bombardamento di musica che viene da ogni angolo del suo mondo e che fatalmente la musica non sono mai blindate, va sempre un passaggio possibile, ma non minore che sia. Quindi effettivamente in questo periodo posso cantatori che vidi una grande generazione di cantatori che si vede affacciata passata la guerra. Effettivamente questa pressione è stata a me, su quanto ha reagito in qualche maniera. Già negli anni 60, quindi l'introduzione della fisarmonica, come ti vi accennando Nino, questa è stata una delle prime risposte. Annato, ma come ti vogliamo fare? Ecco, Nino Capizza in questo caso, no? Come ti vogliamo fare all'arricchire armonicamente? A barra di uno pago magari lanzu armonicamente. Bello canto che melodicamente, però armonicamente sono la fisarmonica prena questi spazi e quindi la prima risposta. Poi vada a la dinamica del suo canto, che sono comune se la musica spuro. Per esempio, la velocizzazione. La velocizzazione, l'esecuzione, l'aumento del suo ritmo è una cosa che non è solo su canto a chitarra, è una baita come se fosse cambiata la lirica, come se sono cambiato altri tipi di musica, che non c'entra nulla. Questa musica salda è la stessa cosa, è una tendenza generale mondiale. E quindi è cambiato estetica, ovviamente, con bombardamento sulla musica. La modifica del comportamento in questo periodo, questa coppia formidabile del battitore del suo tempo, che è la chitarra appennina e la fisarmonica, una volta che hanno leato l'affiancamento e la complicità che serviva, pago sanno, non va a posto meta, a questo punto ha dato a suo cantatore un'estetica, un cammino, un si muovere, che ha aperto altri orizzonti che prima non vi vini.
Può piacere, può non piacere, però è un fatto oggettivo il successo. Tornando a cose che non ci viene da prima, come tannau noi, noi scetti a pizze su canto e sono, su tecnica de canto, su cantatori, ma pure le tecnologie. Pianta come insegnano, negli anni certo. 60 e 70 a cambiare cose. Dunque, questa gara di canto non fu portata a pizze con su palco, che amplificazioni, ma ti cominciavo a portare trumbas, amplificatori e microfoni e tutto quanto. E cambiavo sa scurto de essa proposta è tutto de suo canto e dunque fiat una bisogno che ci vieta poi ci vieta questa tecnologia o poi ci via progetti e non si intendia o non si intendia da poi ci vieta una modalità differente di ascoltare poi da punta arrivare a queste cose commenti punta arrivare Se esigenza di semplificazione è una cosa facilissima da comprendere, queste due se non sei in un locale serrato e tenere bisogno di intendere da gente meda con un disturbo acustico che questa società lo vede in aumento su traffico, su gente, su chiacchiera, su condivisione, su spazio della festa, con un'altra forma del divertimento, mancare di un sotto scontro vicino, insomma, io non devo fare dare metodi a me pure di questa cosa, è evidente che la risposta è scusa. Poi che si paga di un dazio, è sicuro, poi si due pone su un filtro elettronico, o raffinato che sia, e in questo periodo non fine raffinato, come teniamo questa tecnologia, può intendere amplificata una si ovviene un amplificatore che si usa da generazione su dazio lo deve pagare per forza. Sì. Non potete pensare di intendere sa finesa, dessa dimbrica di un cantatore o di una chitarra come te la posso intendere in modo naturale. Ma questo certo, poi tagliando un di bestia di questa strumba è una cosa ovvia, è una cosa non ovvia. è più Ma a frequenza sa che questo non può riprodurre. c'è da una cosa, noi scetti questo tipo di amplificatori o questa strumba che insano questa voce non fia più questa naturali, ma come ti sanno che l'incuno quando io ho registrato interviste, si narrava ci viene amplificatori, ma noi non siamo su manco usare. Prima mica ci viene su fonico, su tecnico, fa dianta tuttissimo su chi ne podia e dunque non fia non torranta i voci e i suoni su bello, su come ti viene danzando. Ma questo cammino della tecnologia toccare a dove impari. Poi grazie a Dio tenevo altre strutture e tu Nino e ti ha dato a cose come te ha cominciato ma Deo quando ha cominciato in 80 ancora si faceva la gara con sa trumba geloso su RCF e Gai grande cantatore se in anni 60 e 70 di documento Amusu hanno fatto gara meravigliosa con un'amplificazione venuta. Quindi, bene da pensare, ma se questo viene esistito con questa tecnologia che abbiamo pensato qualcosa di unico. E hanno fatto una carriera con questa amplificazione, prima che un'amplificazione, poi con questa trumba. Poi piano piano questa cosa è cambiata, a metà degli anni 70 Aldo Capizza ha alleato già due casse demandata, solo, e si intendeva bene. Poi hanno avuto una caccia di quella di Mannasa, lontano dai suo palco, che prima si voleva una tromba di ritorno, magari a 20 metri, senza fare la luce di casa. Poi sta andando avvicinando, poi da metà degli anni 80 si è cominciato a travagliare con un'amplificazione, proprio con sa CPAS e tutto. La prima volta che è successo a me di travagliare con questa amplificazione è stato a Bonorva, e un'altra volta a Tempio. E quando è arrivato su tecnico, con questa amplificazione su service, fino a briga con il suo comitato che è arrivato prima di Annosi, e non lo queríano fare piazzare, che le narevano, no, stasera non è andata musica leggera, stasera sono un cantatore, e con una rea, ma io sono il minorile italiano, io sono qui per amplificare i canti sardi, no, sono cantatore non ne trattano di questa cosa. Quindi anche lo ponere in conca a sa gente, non è pensato facile, o è, se torniamo su, Deo sonenne, sono cantatore, ma pensa solo che bisindere, so che cantano o in modo perfetto, e non tornano ad eseguire con semplificazione a tromba, magari non riusciamo a fare più nulla manco noi, se casoria si è abituata, e la gente non riesce a ascoltare nulla, che soria è cambiata prodotto. Dunque, se torni a su 60, 70, questo fianta anno su, da importumanno, pure un po' tecnologia di registrazione. La scittasa,
discusa 45 Questo è giri. stato l'elemento Dunque una fondamentale. modalità di portare a fuori dessa prazza, fuori del suo contesto dessa prazza, dei comunità, del suo palco, e ascoltare pure cose in maniera più professionale. Sì, la cosa più importante è entrare in mano su una tecnologia, una disponibilità diffusa, mentre prima vedo una cosa nuova che l'Italia, quindi su disco a 78 giri, prima della guerra, non è scritto che permette tipo a ricco, e sanno, quindi, appunto, quindi invece voi, prima solo il bobina, poi addirittura quando è arrivata la audiocassetta Philips, brevettata da Philips e poi copiata da tutto, questo ha aperto una gianna manna, perché su fatto è una cosa studiata a me in musicologia e in antropologia pure. Quando tu è un'opera d'arte, questa è un'opera d'arte, un'espressione artistica, quale che sia, questa musicale ovviamente si presta particolarmente. La ipotesi è riprodurre all'infinito canto che erese su modo, se estetica cambiata e cambiata completamente la consapevolezza che indedene su pubblico. E sono professionisti pure, sono praticanti. Poi te due ascolta, finza che non sei padrone di questa espressione. Non è più una cosa. Poi bisogna solo musicologo che narra attenzione a non esagerare con questa cosa. Poi ti dinarano sempre a mente di chi magari la volta si chiede ascoltare una creazione musicale di gusto tipo di una cultura a trasmissione orale, vive desudanto che vieni di fatta e poi moridi. Non ti sette, non è una cosa uguale. Quindi sono valide total due sa stessi. Deve considerare quanto cambia la possibilità della didattica di imparare, si potesse ascoltare a ripetizione, senza dimenticare in cui tenere ragione sul musicologo, che sul fatto musicale di una cultura a estrazione orale, a formazione orale e trasmissione orale come ti gusta, vive proprio su tanto che viene cantata. Poi la potete intendere, su cantatore bisogna fare mille volte, non è nato che l'ha vettato uguale, anzi probabilmente non l'ha fatto. E questa poi è questa ricchezza, questa bellezza che si infila da appassionato, su competente, su poi diventa un fruitore. documento che si certo. vota a Goa in suo tempo, se si fa comprendere commenti, d'ogni canto e non canzoni, questa No, non mai funti canzoni. canzoni, funti canto, che dentro una struttura cosa in soro, e i cantatori d'ogni volta cantano testo differenti, poesia differenti, in sa modalità, con suo traggio cosa è soro, però ogni volta è diversa, ma intrendi sempre a un modulo di canto. E dunque ad ognuno del canto di questa gara, appunto, un modulo a 6-6, dunque però la cosa di importo è che tutti i cantatori si casinnano la modalità di questo canto e non delle canzoni. Sì, il caso, su demonio che tiene dentro, su sa conca, dessa ula e del suo coro, su cantatore a chi terra saldo, ti ho fatto una cosa connota, che si conosca già, ma ogni volta che provo a vagare, tengo speranza mia e di questo che ascoltano, della vagare più bella ancora della volta prima. Inesauribile questa cosa. Mancai cantendi, pure sa propria sonette. poesia, Uguale, su proprio uguale. testo, però sa modalità La è sempre unica. E Fizza Sonende, no? Ho una gara registrata da un appassionato di Olbia a Torino De Sini, registrare a tutto. Poi a registrare a tutto, inizia a pausa, non la traccia unica. E vado a una gara fatta a Murta Maria e noi al Docapizza fattenne un'introduzione bellissima desa Desiderata. Si è segata sa cosa, si è firmato, ha registrato tutto sul piccolo boido, poi hai cuscendelo, ha accordato, ha tornato a fare questa introduzione. Però questa introduzione non fu più cussa, fu un'altra. Quando ha finito Mario Virinnaio di cantare Sa Desiderata, si intende da Rionene e l'ha nato, e Aldo, perché non hai fatto quella di prima? E mi è uscita questa. E mi si da gussa. Fede una cosa istintiva, non fu di quell'introduzione musicale su gussa. Io in suo momento ha cambiato le pegate a conca, ha fatto un'altra cosa, bellissima cosa pure, però salse e nacche da in suo momento, non vi vedo nulla da preparare. E questa è la cosa di importo per un anno, come si dice, a intro di questa modalità musicali, questa struttura musicale, però di ognuno, suonatori e cantatori, ogni volta ci arrivano a seconda della capacità, del suo momento. Si è andata a gara Bucus.
si andrà a sagare poi questo. non Certo. ho invitato questo Però nome. questa registrazione è bella, poi diventa documento de studiare. Tu ci potevi de studiare e ascoltare tornare a ascoltare. e de studiare. E a proposito del documentus, in noi, in ogni puntata, dusciesi, a un certo punto arriva da su momento a un dito preso entrai e ascoltai mellus e cercare di conoscere mellus e su canto de sa puntata, su canto de oi è un fa diesi, se sa di spiegao. Tore Carbonica, mi meda sa tanta simbillao a su si bemolle, mancai e modernao e tutto canto, ma noi stai ci tengono una vita e una struttura cosa sua e dunque grazie a questo traballo che ad ogni gira su professori, etnomusicologo Marco Luzzu e Sdapunao con s'aggiunto di Paolo Bravi, di Daniele Piso e di tutto questo schiccianti traballao e comincia da proprio si scheda sempre con Pino e con Tui, poi uso a registrare questa bella gara che ha fatto Tui con Tore Mazzao in Santo Lussurzu. E dunque, partendo dai gusti, ascoltavo sui tasi, nada, su professori, poi comprendi meglio questo va diesis. Sa gioia cara mia. Su va diesis est uno de esos cantos clásicos que serran sa gara chi terra. Sono amato Olmeda da sos appassionados che comprendene de brul su cantu. Sono cantos che hanno un'istruttura brul serrata, a paragone de su canto in re o de sanuresa, e pro cussu lassano a paga libertà de impersonare su canto. In sa gara chi terra, su va diesis, si canta da dopo su si bemolle e prima de sa disisperata. Don Zioche è cantata con batto versos de 8 sillabas. Si struttura de su cantu è divisa in 2 partes. In sa prima è in incantados sos primos 2 versos e poi 2 ripetizioni de su secondo. In sa seconda parte si cantano 8 battero sol versos, con s'ultimo chi è ripetito 3 voltas. Sa melodia fa che un cammino in sa prima parte incominciando da s'accoldo de su va diesis, pigando impresse a s'accoldo de si. Poi si torna ad accalare con nota legata a pare finza da su fa diesis. Siga ad accalare finza da s'accoldo de si basso per preparare sa calata al re. Restare che ria bella con te così un istante ancora con te così un istante ancora con te un istante ancora. Sa seconda parte è uguale pro sos primos 2 versos. Si aggiungete una melodia nuova che calata a sos ultimos 2 versos prima de sensare con su canto chi torna ad accalare al re. Restare che ria bella con te così un istante ancora casa brillante aurora moda saldi e novella moda saldi e novella moda saldi e novella. Prima de un zioche, bel sa picchiata, chi vidi in s'accoldo de va diesis e selbiti come te ghia su cantu. Su cantu potete essere accompagnato in 2 maneras.
In su primmu, su chitarrista suona diversos accordos, con una regola armonica che lo spone dai parisi. In su secondo, pone fatto a saoghe, tornando a fare sa melodia in sa scolda al bassas. Restare quería bella con te così un istante ancora con te così un istante ancora con te un istante restare quería bella con te così un istante ancora casa brillante aurora moda già di novella moda già di novella moda già di novella. E con questo traballo e questa scheda si ad aiutare a comprendere meglio su canto de oi, de su tema de oi, su vadiesis. Tore, te potevo aggiungere, può aiutare i spettatori? Beh, che si scheda e resesse danno fare ridere, tutto ciò che è importante a sottolineare su Vadiesis, quindi su questo che si canta, quindi ottonario, commente se lo sillaba e commente se lo distribuiti su cantatore in sa linea melodica che è sempre guda, perché sempre fai dando sempre il canto classico, quindi ammontamos che commenta tutti i cantos classicos, se non chiede che sia sempre la matessa tirittera, vi deve per aggiungere carca abbellimento de dou, de coro dou, che lo porta da in qualche maniera personalizzare, e non è una cosa facile bunuda, a parte sul patroneggiare si scala. E poi sul fatto che l'accompagnamento, soprattutto modernamente vai dande, quindi più nos avviciniamo alla saldia del Oe, l'accompagnamento è meticolosamente dedicato a seguire nota pro nota. Io prefero andare nota pro nota e non nota contro nota. Nota contro nota tra noi non comprendiamo, però se vediamo con uno che viene di una cultura musicale diversa dalla nostra, nota contro nota si setta un contrappunto. Invece un contrappunto c'è una linea melodica contemporanea, ma che sigli un andamento di nota diversa rispetto a sa melodia di chi è cantante. In sa canta chitarra è un fatto abbastanza raro, beh scarchiorta, sia pennina e soprattutto arpeggio. Merella ne va da diverso bello almeda dei contrappunti, però complessivamente è un fatto abbastanza raro. E in si scheda servito bene me da chi sa aspirazione usa di aggiungere su cantatore canto più se possibile. Poi qualcuno va da puro de, tra virgolette, abuso di questa cosa, cioè che aborta troppo nota a un cantatore di un certo tipo, potrebbe essere che non li hanno neanche manco troppo, però in genere a me mi pare un problema falso che non esiste, ripeto, su cantatore comunque se la chitarra è affiattata, in cui
questa differenza la fa questo affiattamento, questa conoscenza tra il cantatore e il accompagnatore. Si va al grande affiattamento e a lo seguire punto per punto bene, e male non li potete fare. Ecco, insomma, ecco, un problema mi pare un po' esagerato questo. Ecco. Nino? È fondamentale accompagnare bene il sovadiese, ma in tutto il canto. Poi, come ti si chiede, uno è l'accompagnamento a chitarra solo, noi su chitarrista scende sempre in un certo passaggio, può variare un poco di più. Quando bessa a fisarmonica, a chitarra e fisarmonica si è proprio segato a passare in certo passaggio da in cui non ti può portare più di tanto, e quindi è che vince a sonende due modi. Uno, accompagnare il suvadiese a chitarra sola con savennina, uno a chitarra sola ad arpeggio, e un altro metodo bene preparato è che chitarra e fisarmonica, ma sono tutti e tre belli. Quando uno cantatore le cantennene, la cosa principale, che sia la chitarra sola a pennina o arpeggio o con la fisarmonica, è la massima concentrazione e dare su tocco giusto per lo fare cantare. Dunque, la sao pagu di questa a pizza su Vadiesis può entrare in altra regione. Sono in questa trasmissione nostra, ad ogni puntata, e ho tentato la possibilità di andare in giro in Sardegna a trovare amici, cantatori appassionati, che hanno dentro una bella relato in questo mondo del suo canto, suonatori, chitarristi. E questa puntata sembra poi fa ascoltare una testimonia che ha fatto un Antonio Mannu. Antonio Mannu che ha tenuto un bello modo di entrare nel mondo del suo canto, si dà da contare il 78, ma si conta davvero questa regione che ho fatto noi, su a anni 60, 70, in semplificazioni, in mezzo moderno, e se tutto attento a questa esperienza e mancai si dà a contare in questa registrazione che ascoltavo son pari. La prima gara quando io ho provato a Florina, e ha chiamato a Merella, che io non riuscivo a ragionare di canto con nessuno, per la prima volta, e non mi poteva bilanciare. Ha poi a Merella e mi ha posto con Mario Scanu e con Puceddu. E affrontare questa gara sì non fu tanto facile. E la gente mi ha applaudito bene, contenta la gente. E poi da cui abbiamo una greffa di amici che vengono a fare il tifo e mi hanno invitato a Senneri, questo è un sennerese. E mi hanno fatto cantare Chelo, Tonino Cano, Aldo Capizza più Pia e Leonardo Porco de Senneri. Ho fatto la serata, la gente contenta meta. Un vestito ci hanno fatto una chicca su notte mattese e mi hanno pagato pure una notte. Da poi, piano piano, vai a Sossinco, riscoltende. Subito a Sosso. Il Sosso mi ha fatto delle gare in tutta la stagione, in una stagione, che le fu entrato in suoi piedi proprio. E Gai, da poi, piano piano, ho avvicinato Chelo, contento meta, che le mia guia, e tanto abbiamo cantato pure Santo Laurento con Chelo. E fui con Mario Frenaio, che non fu di cosa di bugliare, con Mario la ribaltia con mala tenere. E Tonino Cano, sempre isso, i funi due, e devo cantare io con isso. Da poi ho cominciato ad andare, che sono andato a Oristano, con Serafino Murru, a fare una gara proprio entro Oristano. Da Igussa sono passato a Mannoni e De Sole. De Sole mi sono chiamata in posto di più, perché caputi sono più esperto di questa gente. L'amplificazione di primo, da Strumbasa, Punciarasa, e si cantava non bene meta, perché secondo come te la esponia, non vai a tecnica da parte nostra. Noi lo compravano su amplificatore, ma non riusciamo a trattare. Come tu lo attaccai, dai, non fu questo, come più
vivevano un altro materiale, come viene cascione e mannos. Però ero presente che questo cascione non vuole soldo. Capito? Tipo non si scascia da innanzi, invece, cazzo tiene tutto il tempo da io. E quando qualche volta mi trovato con questa amplificazione, cazzo mi soldiata. E questo non lo risolvete. E si alzano pure, e ti chirriano pure. Urla. Tornato un pare mi piace di questo attopio che ha fatto con Antonio Manno e isso si ha contato insomma su mondo che attento isso a pizze e su canto e questa tecnologia nuova tu conosci come Sì. ti sei? Sì. Non posso narrare, lo conosco benissimo, l'ho incontrato a Boltalmeda, l'ho ascoltato in gara, e per me è un grandissimo cantatore, tanto per cominciare, proprio di primissimo livello. E poi è un uomo che ha conosciuto bene l'ambiente e le ha dato in preno questa modificazione che vi si accennando due. Magari siete un cantatore che si è formato con un'estetica precedente, però quando beste su cantatore, questa è una delle lezioni che possiamo Entrare in suo tempo, sia in ogni cantatore tempo. e cantatore, poi tu li modificas al suo contesto, li poni le novità che sono bene dal suo periodo, che sa televisione è entrata in domo, semplificazione cambiata, eccetera. Sa accompagnamento a chitarra fisarmonica, canto ben moderno si poteva immaginare, canta benissimo e tutto. Quindi questo che era narrare, che bada dall'esperienza di uno come Antoni Manno, bada una zoccolo duro, non abbiamo in italiano, Certo. di abilità, di competenza e di spessore artistico che tu li puoi modificare tutto ciò che chiedi, ma non lo puoi impoverire, anzi, forse gli permetti di giocare altre cose che magari che vengono occupate. Nino, tu e te, o li aggiungi a pizzo di Antonio Manno? Io lo conosco bene, suonato non tanta volta, però è stato un grande cantatore con un metodo proprio antica, tradizionale. Però Antonio Manno di apprezzare un'altra cosa pure, che oltre a essere un grande cantatore, come che noi più creatura, anda sempre a ascoltare il suo cantatore, che la ciappa in tanta vita del suo luogo d'oro, il custenne sa gara, quindi s'anima il suo canto saldo, l'ha sempre. Non è che un certo cantatore è finita una carriera lunga o muzza che si è applicata, sono imparito, se non si sono più ubito in circolazione. Il suo ha dato amore per il suo canto saldo che a volte anda in prima fila, ti saluta, dai culto a tutta questa gara, come che sia proprio uno innamorato del suo canto saldo. Tornavo su a tecnologia, se un registrazioni di cascittas, bobinas, i discos a 45 giri, un microsolco, ma poi negli anni 70, negli anni 70 è arrivata la televisione, in Sardegna pure. Su 78-79 mi pare Sardegna Canta con Mario Zamburro, Gianni Medda, poi arrivava Giovanni Perria, poi si arrivava Deon 85-86 e ci si chia fino a uno scanto anno a oggi. E la televisione ha tenuto un importo noi funti inquadrenti, sa telecamera che ha potente un Deo, avremmo portato, ho fatto televisioni in 85-86, dunque un bel ricordo. Archeologia industriale. Questa televisione ha tenuto un importo umano. In tanti poeta intraia in tutto i domus, dunque sa questa gara di canto a chitarra, ci pianta mera cantatore. Io mi ricordo d'ogni gira, non mancaia da mai su cantatore, su canto a chitarra in trasmissioni di Sardegna Canta. Però era una cosa che ha tenuto un porto, poi da portare nei domus, d'ogni martisi, un arroghetto, un accoreddu de gara de canto de suo palco. Che ha dato i cantatori per un anno su Insano. Questa parola non è esagerata, è stata una epopea. Si merita da su termini di epopea. Puitte il falata in un momento che s'avvine del monopolio pubblico di qualsiasi tipo di trasmissione radiofonica e televisiva. La generazione mia la conosco in preno, a noi della generazione mia non sparia bene quando non vivi solo più il Sarai, passai al radio, prima al Radio Libera si poteva intendere la musica piacata a noi, invece Sarai vidi quasi bandita. Quindi
vedo un cambiamento in termini proprio di costume enorme. La televisione poi con la capacità di penetrazione è il vero che è un mezzo come è scambiata questa pure, vedo un mezzo monodirezionale. Issa fai da te ma tu non puoi fare da essa, come è scambiato questo pure. Però è stato un elemento fondamentale e quindi tutto ciò che mi vedi ha permesso di aumentare questa offerta e quindi è diventata proprio alleato sul logo, fai dante della musica salda e della chitarra, ha alleato sul logo dei gusti che in tempo precedente pure vidi la famosa trasmissione radiofonica di musica e voce del folklore sardo, che vidi un appuntamento visto a Gussora, a mezzodì, qualche cosa, Radio Sardegna, può intendere la chitarra, può intendere su canto campidanese o altra musica salda. L'unica occasione che mi vidi. E la televisione privata, con mezzo bene più manno, ha occupato questi spazi ed è diventata una cosa, un'epopea che ha attento un inizio, un culmine e una fine pure da un certo punto di vista. È bello, la situazione come è diversa. È cambiata tutto dessa televisione, in sa televisione e anche di trasmissioni, se tutto canto. Però ovvio è bello pensare, tornare a pensare come ti stare in di lui a Radio Sardegna su Domenica Mengiano, de Donia Ventana si intendia da questo suono de canto e de suono su de sa chitarra, sa chitarrina, il chitarrista sta danzando, i cantatori si danzando e su proprio però po' tant'anni se sul serio pure con sa televisione che su Marti si ogni famiglia poteva nai, poi tenemos ascolto un anno su inzando si poteva avere una novità di via sa vendita sul monopolio della televisione nazionali, incomenzare sul territorio a fare bere sa ricchezza e in questa sa ricchezza de su canto ci viene proprio su canto a tenore, su canto a concordo, su canto a chitarra, de su Gavesusu, de su Campidano, de Dogna Calisi sia logo de Sardegna. E tu è tutto, Nino, tu sei ben Io vi sono cresciuto. Milli Bortas. Mi sono cresciuto da creatura, la prima volta io 6 anni che ho partecipato in televisione a Sardegna Canta e poi vedo una cosa di famiglia pure più bella, pensa a una grande organizzazione quando si andava a registrare con gente di altra bidda, vedo una cosa proprio bella. Poi in sa famiglia vedo un appuntamento, a volte a pisello magari che ne hanno a baitare un'altra cosa in televisione, però magari su babbo, sa mamma, guai, devi portare sul canale ai Sardegna Canta. Vedo un appuntamento che può anni la gente ha sempre apprezzato. E oggi la televisione da vedere su questa maniera, cercando di entrare a intro delle argomentazioni, dei scanti, e un sempre in questa maniera, bella, con cura, in esa regina, e tutto delle cose. Questa è una cosa che non si poteva permettere prima, sa televisioni commerciali, non si può permettere manco in noi, con sa radiotelevisione sarda, su canale 79, con su canali televisivi che tenevo in YouTube, che si di Massimo Pinna, da posto un pari in Limba TV, in cui si poteva fare questo tipo di trasmissioni e si contava un'ora e mezzo le cose che ci punti a palasa del suo canto e tutto. In trasmissioni che facevamo prima, certo, questa cosa via a fare intendi scantus, a fare bere ballos e la regione via proprio di calincone un minuto, poi il tempo di questa televisione via i corsi. E poi fu cambiata a metà cose, ci fu altra televisione sicuramente questa cadena un noso, c'è s'aggiuto della regione sarda con questo progetto a Pizza Sarimba Sarda con questo progetto Imprenta, dopo una cosa che tiene altro valore e altro importo, questionare di cosa sarda sei in sardo, è una forza mera manna di quando tu facciamo in sa televisione pensando in italiano. Dunque questa meta cosa possa sampare si praciti. Ma poi tornare a questo che avviene prima Salvatore Carboni, a pizzo dei stesso, su questo che cantanta, i cantatori, i commenti tu cantanta, e ogni gira noi tenevo questo aggiuto e questa registrazione che ho fatto con Clara Farina, che si porta a intendi sa poetica dei versi che
poeti, è scritto un poeta, poca di si sia canto cateneus, e dunque in questa puntata, voro, questa de 11, teneus una registrazione di Clara Farina, che si fa di ascoltare uno canto verso su, che si usa da cantare in classicus, e dunque pure in su vadiesis, e dunque domando può piacere a sa regia si vuole trasmettere questa registrazione. Columba non dorma sola, cerca di una compagnia. Si intende saoche mia, e sparghe sa salasa, e vola. Si demolvidare denta, sunde amore feridas, drommi contenta, ti schidas trista si te medamentas. Itte bella melodia regala sa primavera, frisco il vento so in aera, notte serena sei pia. Restare gheria bella, con tegus un istante ancora, casa brillante aurora mostra sa die novella. Torra, rondine lontanas, a sa dulce primavera, tra essende ogni costera, torra, pomposa e calana. E questa, un attore è Nino, è un altro aggiunto che si dona, Clara Farina, ma comprendi, si importa, che tiene questa poesia a pizza e su canto. E si da fare ascoltare, devo ascoltare po' altro tipo di canto classicos puro, ma te posso dire su cantatori, come intannavo tu prima, poni di su coro è tutto, sa ricchezza dei suoi tutto a pizza e su canto, con sa intenzioni, con sa passione, con sa qualità di questa voce, ma forse si è condizionato pure del suo verso che sta cantando. Si li dà, per esempio, questa sono quartinas cantate al meda, e poi sono cantate al meda, sono belle da cantare, sono musicali de Sougia, sono quasi tutto, appunto le ultime, mi pare che siano tutto comunque A, B, B, C, A, B, B, A, quindi su primo rima con su quarto. Già questa struttura è la più musicale che potete essere. E poi si sperava, è su senso. Calincuna giù a puro, per esempio, che io che ascolto a meda, però abbia qualche verso mi piace, poi te carchi corruzione di pronuncia, chi fa che carchi cantatore, chi ha fatto carchi cantatore, mancare famoso, tu eri su questo come ti si tocca, già che siamo facendo divulgazione, abbaidate che si sperava la giusta su custas, e abbaidate come te sono musicales e bellas, finza confrontata con qualche interpretazione sempre non particolarmente precisamente ortodossa di qualche cantatore. Questa bellezza del suo verso è evidente. Poi la quartina è una meraviglia, quindi infatti currede. Io domandavo proprio a Clara Farina si legge da interpretare questo verso, so proprio come comprendi pure questa parte poetica, e da intendi mancai tutto, questa mera porta si succede di che canto su de tutta questa poesia in tre che mancai è lunga e tutto canto di Chopin ha scelto uno canto verso su uno canto quartides, e dunque in questa maniera da ascoltare tutto. Nino, tu hai a pizzo di questo canto su Taoli Saccioni? Ma per aula sono tutto bellissima sa che ha recitato, e sono sa più che cantano sono cantatori. E se pensa l'abitudine a cantare sopra questo cantone. Io mi ammento una volta siamo andati a Aida a Montrella, e su comitato non sa nato che faceva il cantatore, però ha assumessi un canto in re, deve essere beccato un fatto con una poesia scritta da uno di Saida. Ora accettato, il cantatore se la sanno imparata, sa gara è andato tutto bene, però cantenne, ma pensate io sono non se ne appresso il cantatore, non appende questa musicalità di questo cantone che tutto conosciamo, cantando in suo gorgheggio, in suo passaggio, in suo cantatore, non è una questa sicurezza che ha un cantone che conosce, ne devo mattessi sonende, non resistio a stare tranquillo che non comprendio bene, quindi è una questione di abitudine, di uscire, non una volta la canto e la canto e non mi resisti alla paga precisa come te canta questa cantone che la sa pratica da una vita. Però ne vale sapere, questa cosa è interessante, mi ha lamentato che non solo voi sa, se episodi che hanno dato su, l'hanno fatto una pagina anno
2 o 3 addirittura. Sos amigos olianesos che teniamo, sono grande appassionato di chitarra, Pepe Massaio, Graziano Massaio, ultimo cantatore, abbiamo chiuso Signolo. E isso l'hanno fatto qualche anno, hanno fatto proprio una dispensa, un libretto, hanno pedito a sos cantatores, in che si libero di cantare su chicherides, però questo piccoletto di questa gara può piacere cantate poetas olianesi, in questo caso che viene di Oliena. Secondo me è una bella operazione, quindi questa difficoltà che ha contato Nino, chi esiste, ma è un stimolo puro, Sì. è una ricchezza, cambia da soriglia e di incuriosità. Poi cosa potete diversa, andare, definitivamente. potete essere da conzare magari in Certo. cammino, però è comunque un elemento interessante, bisogna avere coraggio pure, hanno fatto una bellissima operazione. Infatti questo grande Nino è importante perché a me da cantatore si manca cantata semplice, proprio verso, e poi alcuni si punti sicuro, si E devono poi sentire bene. un'altra cosa, ognuno deve sommettere il suo personale può valutare il suo cantatore. Io personalmente, sono minore mio, sa capacità che tiene il suo cantatore di acciappare un verso che o canta pochissimo o non l'ha cantato addirittura mai, e biere cale sillabazione sacchi radu e come se l'ha gestita, e in cui siamo proprio a sa massima fascinazione che su canta chitarra può dare. Biere un cantatore come si manizza sa sillabazione. Tu sei sa cosa più bella, una delle sale più belle. Tu sa, un accenno bello del canto è un conto del suo canto e tutto si l'ha fatto, si scheda del suo professore Luzzo, ma in moi è stato un momento a undi escuttauso dai cantatori nostri proprio su tema della puntata e dunque su fa diesis. Ma voglio domandare intanto a Gian Daniele, oggi su 26 del su mese Ida, Crasi, c'è l'ultima puntata, o canno pure sta passando, sta rispaccendo. Tu che sei giovane e ta progetto tenisi, su tempo venitori, commente garas, organizzare cose, si tenisi già idea, poi canno chieni di qualcosa che ti ha da piace a fare. Ma l'unica cosa è di continuare a seguire a cantare, che mi piace, che mera, però mi è una grande passione. Poi chi siete sopra su palco o in botteghino, l'importante è cantare. E niente, però mi è una grande passione. No? Pino, tu è una mi pare che puntata de 10 se vedi noi o de noi, forse de noi, 2 puntate a oggi se tornao. È una che tu hai cominciato da Viciocchetto, poi sei partito fuori a Genova e tutto quanto, e se tornao a un certo punto ha cominciato, se si arrivava in suo mondo dei cantatori, potevano essere professionisti in suo palco e tutto canto. E dunque ha esibito un tempo lungo del suo canto. In poi come ti dubisi lui, come ti visi i giovani, poi ti arrivavo pure a Lorenzo, che appunto i cantatori, i suonatori, come te sul movimento giovanile dei geni a Noasa. Giovane che da me ha compreso Lorenzo e altra gente pure, altro pistino puro. Poi te oramai, cioè, che canto ancora l'ho fatto. Però su futuro mio è questo, oramai siamo arrivati, dai, eravamo su 63 anni. 63 anni, sei qualche cosa ancora, vabbè, però compre questo è sul futuro, ma domando a Nino e Tore, che si raccontano ogni cosa. Se dai per un anno che hanno dentro cantatori, ai beccesi, se avessi a cantare, non santi cantavo, si raccontava cosa. Ma adesso cantatore se del sole forse lì che Mannoni ha cantato prima di morire. Mannoni sul 78 mi pare o 77 ha fatto una registrazione commerciale e a Saoghe come quando fu Pisillo, sai che non si chiama mai cantare quando veniva a Sosanno del Pino. Ma un po' e Sosanno del te lo vedi su mezzo andare. Sì. Ma lei Nicolino Capizza ha suonato fino a 73 anni. 73. Dunque a 10 ti tocca, dai. Quindi Pino pensa un po' a te. Questa mattina è troppo bello. Da Lorenzo, tu è bello questa eso de quando è nasce, da respirare su canto, sul mondo del suo canto, grazie a suo babbo Mario Mele. Però siccome tu hai raccontato questa traporta, che sei suonatori e cantatori, cantasi in su palco, ma in moi
a Mannu, perché mo sei giovane, 22 anni, a Mannu, italia da pragi fai de pruso, su cantatori o su suonatori, ita sa scioperai. A narra verità non tengo un'idea Ancora non di te che pensi? a fare, no. Che mi pare sia da suonare che a cantare e quindi poco come poi non disco si scherza pure separare uno percorso. Poi Che si mi vai aggrada da me sia da cantare che a suonare. Può essere una cosa nuova, magari in passato mi visto da cosa definita con del cantatore, con del Sul microfono canta sempre sì, te. con del suonatore, con del cantatore, invece magari può essere una cosa che anda bene. Ma aspetta che domando sempre Sì. a sa memoria, cantatori e suonatori, sì, del tempo passato. Ma te le do un consiglio di dedicare a cantare, che vado un chitarrista in banco. A parte Sabuglia, Lorenzo che fa che è benissimo su chitarrista, ma canta finza bene, ha vinto anche sul signor No, Rossa ma cosa che Sardegna. ti ho come domandare cantatore. a questo. Sul tempo passato c'è stato qualcuno che ha fatto su cantatori professionisti in su palco e su suonatori a sa propria maniera. Ma che mi mente Deo ha fatto un altro, però prevalentemente pagato su chitarrista. Bachisio Virdisi, sono Iada e canta Deo io. va cominciare a cantare una volta, sono andato a una frazione di Erola e venuto come chitarrista. A Deo sono andato con Giovanni Nogasu e Franco Dassi e Franco Dennanni. Hanno fatto suonare a me e tanti si è passato a cantare. Sono io da chitarra e canta io, però ha fatto chitarra, cacchigara e sasatra con sa fisarmonica, Tonio Carai su fisarmonicista. No, Quindi vado pure che l'hanno fatto. Vado un altro episodio del Sorso, Paoletto Senes, che canta bene e suona finza bene sa chitarra. Non è nato che dai come in poi uno porta a cantare o suonare lui. Se lì chi fa che potete sono sfruttare d'accordo un io pure. altro. Lo comprendo bene a Lorenzo ancora, sì, non si intende de narrare, io mi intendo di fare più su cantatore o suonatore. Poi te, come ti viene Nino, capita iata, non fidi una cosa frequente, è un momento, per esempio, in una gara poi tu, su chitarrista inadeguato, non si narrano, chi vedi, in su palco bivini, Nanni Sorgiu, Giovannino Sale di un Nannaru e Antonio Nuvoli, hanno fatto valere su chitarrista e Giovannino Sale ha alleato su chitarra si è posto a suonare. Ovviamente non devi duplicare uno cantatore dai su parterre, che vi prendo da cantatore e hanno fatto giocare tutto. E poi Nino che si ricorda tutto, e poi andava e tirava che ne via su chitarrista. E poi un'altra cosa che mi piace di aumentare, e a me è capitato di conoscere gente che suonava e cantava bene, magari non fu cantatore di primissimo livello. Uno che ha poco noto, per esempio, che mi piace da aumentare, è Peppino Capiddu. Peppino Capiddu, ogni volta che li intendiamo, mi distrae Di Abbasanta. Di Abbasanta. Sono io da bene, a livello di fare questa gara senza problemi, ma canta io benissimo. Venne ad un altro puro. Io con un amico suo, Antioco Mattana, compaesano praticamente. Di Abbasanta sei tu. Quando facciano de lunas in tempo recente spuro, ti distrazza io su coro, quindi gente con competenza e bravura in una cosa in satira, in abbistato prima pure. È stato pensato cosa, Giovannino Sasso di Codronzano, che chitarrista che ha cominciato un pare con Aldo Capizza, ha suonato parizza a gara, sa cantare bene pure, forse in gara non mi ammetto che Beppa ha cantato, e crea pure che ha tutto sa cantone che ha cantato Giuseppe Chelo, Pregende a Maria, Mamma penso mia, la sa di scritta Giovannino Sasso, quindi ha tre ruoli, non solo io. Dunque, Lore, vai tranquillo, sì, a fare su suonatori e su cantatori. Però poi si dopo pesare, poi si deve domandare si cantai uno vadiesis, come ti vadeuso d'ogna gira con i cantatori nostri, e dunque da ascoltare un pregere questo vadiesis e poi deuso a regionare con Nino e Cuntore e i voci di un nao migliore, Gian Daniele Calbini, Pino Masala e sa chitarra di Lorenzo Mele.
Soga fremo e onegare ai potesse ingrata glicera ai sudono fe d'amore ai fine ora pasizera ai sudono fi d'amore fine ora pasizera Grazie a Gian Daniele, a Pino, a Lorenzo. Vorrei solo parlare di cosa che io intendi un po' con questa interpretazione de su Vadiesis, questa chitarra un po' spagnoleggiante, no? Pare ad intendere sul concerto di Aranquesse in Carchi. È un vago sì, no? sì. E dunque, contami tu, fai un'analisi un vago di No, questo non canto. sarà confermato su chi vi mi sta accennando prima. Si scala adesso Vadiese si l'ha fatta dotta. Non hanno lasciato manco una nota che è una toccata. A sa seconda ore, con su terzo e su quarto verso, proprio su cantatore si fabbrica a condizione, si può mezzorare e ampliare sa prima melodia che hanno fatto, che la prima è propositiva. Poi sa seconda e sa terza fa che biere commente con cale padronanza si muove e si scala, torna a piccare, torna a falare, torna a piccare, si la fa che in tutta. E Lorenzo pure ha fatto la parte sua, bellichetta, perché devo poi venuto a narrare che i contrappunto sono in Sabenina, in dai a pagare invece su, che è attaccato uno, impiegata verso su fa diesis, verso su si bemolle. Quando che è spiegata sa chitarra, so che fi falande, ma sa chitarra fi piccante. Quindi una cosa minoretta, però vividi. E quindi ha confermato così come No, prima. fin tutto tuo bene cantato, dai tutto duoso e bene suonato. Magari come hanno fatto l'introduzione Lorenzo, qualcuno ascolta da poter narrare, ma ite fattende, poter narrare chi non comprende del settore su canto giallo, che Lorenzo ha fatto con sa chitarra una cosa che devono fare, e nella boccata vora da un'introduzione ezza di uno vadiese che ha suonato Niccolino Capizza con Pietro Madao, che cantenne Serafino Murru, e questa introduzione la pagava sa fisarmonica, quindi ha studiato e da questa fisarmonica con sa chitarra ne ha bocato l'introduzione proprio quando vedi cominciare su vadiese. E poi Sattero ha fatto due cose che viene di Aldo Capizza, però va portato qualche cosa di suo, di diverso appena, e poi lo sa accompagnato cantenne, viene cantenne tranquillo, che sa chitarra vivi sempre appresso. Tore, è una de sazonada spagnoleggiante che ricordaria mera un scanto sonata spagnola, iberica e noi è attento
come ti ho detto, forse in un'altra puntata è tutto, già i 4 secoli su de dominazione spagnola e dunque se tanti portavo in noi questo strumento. E in Cali, a parte questo vadiesis, in Cali altro canto si intende di dirci in maniera marcata si influenza spagnola. Ma spagnolo, narramo su sa velocizzazione dell'esecuzione della corsicana in cui pure vado un vago di suggestione, in cui è più sudamericana, più stanghera, quindi la corsicana modernizzata tende ad assimizzare un po' più a sudango, no? Quindi già in cui vado un'influenza esterna. E poi Spagna, la chitarra spagnola, la chitarra su flamenco può condividere i elementi tecnici di base. In la chitarra spagnola vada puntato, resghiato, ecco, questa cosa mattone il fondamentale di questo effettivamente bisogno. Poi l'impianto melodico e tutto pago di narrare, possiamo essere orgogliosi che su canto gasi come se il formato sul nostro è abbastanza originale. Beste aggiunto della chitarra, ma un'influenza spagnola a me, poi gli spagnoli sono una meta in tonalità minore, noi in tonalità minore teniamo un canto solo che si muove in scala minore armonica. Quindi non tutto ciò che si fa in altro luogo del mondo utilizza questa scala, altro sono magari minore sia utilizzano sa melodica o sa naturale, compreso. Quindi bestia in suo mondo, però se fosse spagnolo dello io più schiattro te ti do la chitarra, deo la sono gai, tracche, puntata o accarezzata e spazzolata, poi su ritmo. Ma un'altra cosa bella adesso canto in re, che non dico si può considerare spagnola, noi la possiamo considerare mediterranea, ed è su basso, ta, su re funziona a gas. Ed è su matessi basso di una processione mediterranea, cristiana, a tamburo. Vado un montone di esempi, tu ascolti una processione a bordo scando fare celebrazioni di ambientazione medievale eccetera, questo modo di batte su tempo su tan questo torra da sugante in re. Nino, tu invece sei proprio in questa regione che si offendi, influenza spagnola e tutto canto, e ti dantendi da Marcasa, da ma in qualche canto come Menendez Salvatore in su Fadiesi in metà di più e in qualche passaggio, ma fino a passaggio musicale della corsicana in qualche intermezzo e gai, ma poi in altro canto no, quella tradizione, quella melodia salda, quello gorgheggio, quello canto rassimato di malinconia che sallo, non vedo una grande cosa. No, una curiosità, ma tu hai sempre suonato scetti su canto a chitarra, su canto d'altro, o hai fatto altro tipo di musica? No, io sinceramente il che so che fare solo canto a chitarra, non il Va bene. Oh, dunque, siccome se io sono ribenda a pago, spacciai questa puntata di oggi, ne manca di una scetti, crasi, poi oggi è 26 crasi è l'ultima, sa de doge, ho usato Rai grazie, sa tutto questo che c'anti e traballavo, ma prima di arrivare all'ultima puntata mi è da piace, oggi è una questione mera degli anni 60 e 70, si piace da noi, andai po' 10 anni su ogni volta, però fammi una fotografia, Tore, del suo tempo di oggi, devo domandare poco a esatto spuro, ma proprio, vedi, commenti sul mondo del suo canto sardo oggi, commenti tu sei obivendi e ta sapete sul tempo benidori mancava su canto sardo. Ma io so po' carattere, po' cultura, po' tutto, so uomini di tazza mesoprena e non di tazza mesoboida. Quindi io abbaito questa tazza mesoprena. Questa tazza mesoprena è chi si canta ancora. Chi si canta bene, chi sa tecnicamente e espressivamente su canto non ha perdido, anzi si sta arricchito. Carchi cosa la perdita, come esecuzione particolare, se carchi canto, si può fare un'operazione di recupero di certe cose, però su canone è solido e sano e si canta.
Ovviamente, siccome è come abbiamo notato sempre, una volta che abbiamo riconosciuto che è una espressione musicale che dà un spessore artistico importante, cioè la capacità di consegnare il testo è una cosa artistica, è una cosa che è capacità di consegnare emozioni a chi la vede e a chi li ascolta soprattutto. Certo. Quindi se noi ci diamo assoluto gusto, che è una cosa artistica, tanto ne siamo riconoscenti sul valore e la necessità di in qualche maniera della mantenere e proteggere, poiché nuda è eterno per definizione, no? Certo. E siccome su un testo che l'ha generata, tutto i schimus, non l'abbiamo ripetuto vinza a nausea, che non bespiuso, però se riconosciamo sul valore artistico, va la cosa che è opportuno che si vettano, poi la coltivare, mantenere, mezzolare pure si fa, a pago dritto, perché siamo sempre nati che su tradizionale tiene una caratteristica accetta la modifica in su tempus sempre omeopatica, meda limitata, se non è più tradizionale. Ruede e falli di completamente la riconoscibilità che è collegata strettamente a sa identità della gente, senza che l'identità non siamo nulla, e quindi noi siamo pure la musica che non spiegano. E quindi sul ragionamento si può fare, vi potete chiedere la mantenere, la mezz'orare, non che la vedere, ma cosa si può fare, andiamo già dall'altra porta, una è scusa che dobbiamo fare in come, dobbiamo fare dare. E la dobbiamo fare intendere, la dobbiamo proteggere con questo intervento pubblico quando è possibile e necessario, e la dobbiamo vaccinare pure da questa forma di pratica che magari bene non li vagano. Troppa condivisione con un'altra forma musicale non li vaga bene. Non li vaga bene alla volta considerare una musica di intrattenimento, su canta chitarra non la deve essere mai una musica di intrattenimento, che è una musica pesata, calata, di climax, di vive di emozioni che andano e tornano, non è una musica che vive di tensione e risoluzione in termini musicali. Quindi tutto il contrario, ad ascoltare, no? Da intendi e da comprendi possibilmente. E deve scalare in questa dimensione. Ecco, per esempio, all'utilizzare come forma di musica in qualche maniera ambientale, con tutto il rispetto per la musica ambientale, che è bellissima, ma siamo il fare di due lingue è un'altra cosa, no? Non è da intendi ma di ascoltare. Esattamente, come è nato questa cosa che ha fatto male Nino Sartradie dell'Enaldo Cavizza. Questa è una fotografia bellissima di giocata chitarra. Certo. E mi piace l'idea che tu nata sa cassa d'assa e prosprena che buida. Dunque, poi da ogni tempo su tenere i protagonisti cosa sua, si storia cosa sua, i tecnologia, sei in mezzo, sei il logo, può cantare e in questa maniera di cantare, però una cosa che dopo un a tutti gli amici che si ascoltano, siccome in mera, sei in troppo, punti sempre in endica, su canto sardo, sta morendo e tutto canto. Invece noi e Opio in tutta questa puntata che su canto sardo non sta morendo e cambiamo come ti cambia tutte le cose da ogni di chi passa da ogni persona nuova che arriva in questo mondo porta da tirare cosa sua sa competenza cosa sua e cambia da seconda dei tempus e oggi sono vivendo questo tempus che adesso meglio soppeso dei salti non si sceglie ma a vostro tempo venidori tenuto e spera che le cose continuino e seguenti andare in questa maniera bella. Poi serrai Nino una cosa. Ma stanno se hanno a volte interno gente, quanto saldo non piace più su prima vieni mezzo, se no è vero, su quanto saldo piace se il giovane di oggi hanno altro gusto. Prima sa piazza magari è più piena, ma poi uno lì a sa macchina e andiamo ad ascoltare il cantatore, magari questa gara uno la filma, se la baita in internet tranquillamente in domo suo, ma questo pure è divulgazione. Certo. Poi a volte anche in internet i docenti che si vogliono a scrivere, sono cantatori di prima a venire mezzo, come no, magari fra 20 anni hanno scritto, ma ti si cosa che sono comodo, sono bravo, fra 20 anni non ha, però magari questa gente che crea gai non lo vedo mai in piazza e cucendo una gara, un cantatore lo deve giudicare e cucendolo da una ida satira, no in 10 minuti di uno filmato e fa che tutto niente non serve di nulla, no è gai. E poi che è come in mezzo su canto saldo, cantenne e sonende e questa organizzazione, abbiamo questa associazione culturale, prima
sa chitarra ha visto l'ufficiale di Ida come noi più gai. Siamo entrati in progetto con la Regione Sardegna, in progetto dell'assessorato a cultura, turismo. Quindi stiamo facendo fino a evento, ma hanno potuto tutelare su quanto giallo. Noi non è che siamo drommende ai settembre che fino, che non deve finire. Poi a noi sì che bisogna ancora, ma pensa a pochi arriva poi a noi sì. Certo. E quindi tutta questa cosa piano, noi bisogna travagliare, siamo convinti che bisogna resistere piano piano. Certo, sul tempo sono diversi, e bisogna essere adeguati alle esigenze che la gioventù, la gente non ha, però da narrare che in cui è finito assolutamente no, è gai. Non aiuta mai a suonare la campana a morto, che poi sono sociologo, so spiegano che sono questa previsione si autoavverano e non andrà bene. No, si scampana da suonare a Sarrepicco, poi accompagnare sul ballo, no? Poi accompagnare sul dolo. E dunque, basicamente, insomma, io comprendo che questa cosa è staici, a pizza su canto sardo, cioè cercavo in 11 puntate, se si contai, sapete, sa de 12 crasi, vosato che si ascoltaisi, con sa disperata o disispirata, devo sapere tutte e due a forma, se devo sapere impari sa modalità di duresa, questa locutoresa, ma insomma devo questionare in sa puntata de 12 s'ultima caserra da questo bello Topio che ottentio dogna due volte a sa gira si deonnao in sa radio televisione sarda sul canale 79 e in questo canale televisivo di YouTube che si serra in Limba TV e non scetti da poter biri saprò più dire ma attura d'angunisi e si da poter castigare come dipendenti non manca quando lei se os'altro però sempre una maniera di divulgare di fai conosci, di cercare di coinvolgere sempre di più questa gente. Poi si salutai, lo rendi grazie a Nino e attore, ma a tutta la trumma che ha traballato con noi, che fa parte di questa trasmissione. Torrò grazie a Gian Daniele Calvini, a attore, a Pino Masala, a Lorenzo Mele, poi te moi santa cantai una cosa, poi serrai, poi salutai suo pubblico, poi sa gente di pragi in meda a ascoltare cose e sa matessi maniera di pragi di ascoltare canto. Se dunque in questa trasmissione Tore fate un pago di ogni cosa, contausu e ascoltausu in questa maniera e dunque domandavo a pregeri di si cantai. Mi pare che anticipava una corsicana, no? E dunque si serrava con questo canto e a vosaltro si tenei pregeri e crasi ai noiora di Ameriì si vede sempre con l'ultima puntata de in re storie de canto, de cantadori, e insomma, de tutta questa ricchezza che teneu noi. E poi ascoltavo sui cantatori. Sardegna cara, circondata dallo mare,
la emono e l'accusanto incoronata da tanto così veda creatura nella patrona di Gadora la emono e l'accusanto incoronata da tanto così veda creatura è la patrona di Gadora la emono e l'accusanto